Gilberto è una persona che in alcuni ambienti è molto conosciuta, una persona che dal 1998 eh, è stato quasi una sorta di leader per molte persone che hanno problemi di assegnazioni delle case. Parlando del più e del meno, lui ha detto una frase: io se vado in galera voglio andare in galera per qualche risultato. Ecco, spiegaci che cosa, perché stiamo un po' al capolinea di questa avventura di lotta per la casa per le persone in difficoltà. Beh, oggi come oggi siamo giunti che tra alcuni mesi le sentenze in giudicato di condanna che ho avuto sino ad ora saranno eseguiti. Quindi per 20 mesi sarò carcerato, i termini sono ancora da fissare. Quello che mi amareggia particolarmente di tutti questi anni trascorsi a lottare con il sistema, con la politica, col disinteresse della politica, è finalizzato più che altro a sensibilizzare chi di competenza di percorsi fruibili a costi praticamente irrisori per risolvere situazioni di cittadini monfalconesi e non siano state prese in considerazione senza menzionare la collaborazione che ho fornito. Mentre per i procedimenti penali, perché per l'occupazione abusiva e furto di corrente del quale sono stato prevalentemente accusato, processato e condannato, mi rimangono oscuri più di un passaggio. Visto che sono alla stregua che il mio che di procedimenti penali in corso ne ho ancora un bel po', una decina circa, non riesco a capire perché sino ad oggi, in 20 anni durante i quali il Tribunale di Gorizia mi ha processato, non è stata sollevata la questione dell'illegittimità costituzionale di alcune norme legislative, come per dire il decreto Lupi poi convertito in legge, come mai alcuni giudici non hanno preso in considerazione lo stato di salute e quindi accolto lo stato di necessità. Quindi, nonostante che abbia fornito linee guida alle precedenti giunte di Monfalcone, abbia sviluppato con dei collaboratori un progetto ormai concluso e pronto alla presentazione per un nuovo un nuovo stile dell'edilizia ATER per andare un po' incontro alle necessità contemporanee e non con questo modo di edificare ormai obsoleto. Sto lavorando attualmente a due liste civiche, delle quali una a Monfalcone, una a Gorizia, per inserire a livello politico delle amministrazioni locali questi due progetti che mi sono molto cari. Senti, ti senti, tu hai citato precedenti giunte sia a livello locale che a livello regionale, significa sia centrodestra che centrosinistra. Da chi ti senti più tradito? Perché fondamentalmente sei rimasto solo. Ma, mi sono sentito tradito prima dalla sinistra, in particolare da Rifondazione Comunista, che ha avuto per diversi mandati sia rappresentanti importanti in regione che a livello locale, per la questione che il diritto alla casa, quindi Illegittimità. illegittimità costituzionale non è mai stata sollevata per chi risiede in Italia, mentre gli stessi avvocati di sinistra la conoscono benissimo per le questioni riguardanti gli immigrati. Poi mi sono sentito tradito nel momento in cui, sempre da questa onorevole sinistra,
facendo questo sociale campanilista nei confronti degli immigrati, ha generato questo ritorno d'onda che si è tradotto nel nazionalismo, no? Quindi la sinistra è stata la causa dell'attuale presa di consenso della destra, diciamo, di Salvini, della Lega. Quindi la stupidità imperante in alcuni ambienti mi ha lasciato prima sgomento, poi disgustato, e alla fine, dove non sono stato allontanato per le mie idee, che non erano completamente inerenti né nella ideologia di sinistra né a quella di destra, mi sono allontanato io perché non ho mai visto la possibilità di una proficua collaborazione. Ti senti deluso? Mi sento deluso mi sento deluso profondamente. Mi sento deluso perché mi sarei aspettato che i miei concittadini, i miei amici, le persone che mi conoscono non siano state solidali con me in questo momento in cui, sono 2 anni che vivo in strada, in questo momento in cui sono prossimo all'ultimo capitolo della mia esistenza, che sarebbero bene o male 10 anni fuori dentro dalle patrie galere. Ma mi sento deluso dalla presunzione, della stupidità, dell'arroganza che chi più chi meno hanno tutti dimostrato, semplicemente non sapendo accogliere, accettare quello che io predico da sempre, che è il buon senso. Senti, io un po' ti conosco, non tanto, ma magari chi non ti conosce, tu hai mai fatto del male a qualcuno, o occupando oppure facendo certe situazioni, insomma, hai mai fatto del male a qualcuno? Al contrario di quello che è stato pubblicizzato, no, per giustificare l'inasprimento delle pene nel decreto Lupi e l'esclusione da tutti i benefici di leggi riguardanti l'edilizia pubblica, non ho mai occupato un appartamento che doveva essere assegnato, non mi sono mai attaccato a un contatore di un'altra persona, la classica vecchietta che poi si trova a bollette da capogiro. Ho sempre preferito compiere un reato per poi risponderne di persona. Quindi, come diciamo da queste parti, ho cercato sempre di non andare a recare danno alle persone che mi stavano assieme. Dall'altra parte, prevalentemente, nonostante la mia attenzione alle necessità, al rispetto degli altri, il rispetto nei miei confronti non è mai stato ricambiato. Senti, cosa vuoi dire in conclusione di questo fine capitolo? Questo fine capitolo vuol dire che se non riesco in giudizio a sollevare la questione dell'illegittimità costituzionale, mi devo scontare tutte le pene, tutte le condanne, perché è l'unico modo in cui io posso essere assolto, mentre per il furto di corrente la mia condizione di salute, essendo un dato oggettivo, e non è un'opinione che io stavo male o non male, ci sono certificati medici, ci sono testimonianze diretti da pubblici funzionari, il che vuol dire anche dal signor sindaco, mi ha visto mentre avevo una crisi di ansia molto pesante 2 anni fa, e quindi non può essere ignorato in sede di giudizio, come tra l'altro mi è stato riferito dal mio avvocato. Quindi, Senti, cosa vuoi dire a quelli che magari sono in condizioni di difficoltà nelle abitazioni, o che rischiano di esserlo con questa nuova ondata di Covid, perché ormai si rischia di vedere scenari in un futuro non molto lontano di persone in difficoltà con affitti e non solo? che io dico soltanto una cosa, l'ho detto poc'anzi che stavo conversando con un'altra persona, che io nonostante tutto continuerò a insistere, anche se dovrò scontare queste pene detentive, non ho nessuna intenzione di mollare.
perché alla fine io parlo di legge, io parlo di diritto, io non parlo di stupidaggini, non parlo di distruzione. A queste persone qui dico soltanto una cosa: fin quando si fanno mettere i piedi in testa, nessuno smetterà di farlo. Che riprendano il coraggio di andare a protestare seguendo le regole e seguendo il sistema dei partiti, cerchino una risposta adeguata alle loro necessità. Per 20 anni con questo sistema le necessità della popolazione sono state ignorate, è ora di cambiare le cose. Però se ognuno non si prende la propria responsabilità nel suo piccolo di militare, io non posso nulla da solo.